E le immagini alle nostre spalle mostrano ancora una volta il degrado, la cattedrale del deserto, l'ex ospedale marino, le cui vicende ovviamente sono abbastanza note e non ci soffermeremo su di esse. Possiamo naturalmente confermarvi che l'edificio, se tale può essere considerato, è tuttora sorvegliato H24 dai vigilantes della Coop Service, le guardie giurate armate che presidiano quello schifo, quel pugno in un occhio, che altrimenti sarebbe ostaggio, come sempre, di clochard, tossicodipendenti e sbandati. Naturalmente abbiamo anche la spiaggia, il litorale, che è gremito anche quest'oggi di bagnanti, cagliaritani prendono il sole, è una bellissima giornata. E ancora però possiamo mostrarvi l'ennesimo schifo, l'ennesima cartolina che sta alle nostre spalle, l'ex pronto soccorso. Anch'esso è stato sbarrato per evitare proprio che nottetempo e anche di giorno i vandali potessero accedervi. Ma vogliamo anche mostrarvi un altro sconcio, un'altra schifezza, ovvero sia queste immagini sono abbastanza emblematiche. Il tetto di questo edificio è in amianto Eternit. Potete vedere anche i brandelli oramai dell'Eternit che sono totalmente sfaldati. Quindi le particelle di amianto possono liberarsi tranquillamente quando il forte vento di maestrale, e non solo, chiaramente soffia ponderatamente. Questa è la cartolina turistica purtroppo della città, ex pronto soccorso, e invece quest'altro edificio che ancora non è stato messo in sicurezza. A questo punto ci chiediamo per quale motivo la Regione Sardegna, la ASL 8, l'azienda sanitaria locale numero 8 di Cagliari e anche il Corpo Forestale non siano ancora intervenuti per porre in essere delle misure di sicurezza per questo edificio. Lo ribadiamo, il tetto è ormai sfaldato, le lastre di Eternit sono cadute giù e sono ovviamente un potenziale pericolo, una bomba ecologica per tutti i cagliaritani che prendono il sole, ma soprattutto anche per tutti coloro i quali ogni giorno corrono, vanno in bici o vanno a piedi. Per Cagliari Online per ora è tutto, l'approfondimento web di Castello Online, alle prossime edizioni.